Tanto abbiamo il tedesco, che è il tedesco questo che sta affrontando la gara direi bene perché il cavallo salta bene, ha anche lui una bella galoppata, qui ha un po' di difficoltà, Ecco l'acqua. perché anche lui da lontano il cavallo aveva incominciato a capire dove doveva andare ma non è una gran voglia. Forse è l'attimo in cui sta compromettendo proprio la sua prova e poi Vedi, combina mezzo disastro. vedi per esempio il cavallo galoppando ha creato dei problemi, da fermo gli ha fatto capire cosa doveva fare, si è buttato di là dal saltino. Ancora il cavallo è riottoso, non risponde più all'intervento del cavaliere Armin Schaffer, che preferisce a questo punto, non so se ho inteso bene, Il quella ritiro, carezza, sì, è ritiro. E quindi un binomio alla conclusione, soltanto l'irlandese Tom Devin su Parcival a poter insidiare il primato di Katie Brudan, che altrimenti da primato diventa vittoria in questo derby. Ottavo Memorial Guido Dominici. Non manchiamo di rispetto a Tom Devin, ma certo siamo pronti a scrivere il nome davvero robusto e prestigioso della franco-statunitense, però appunto prepariamoci per Tom Devin su Parcival. ma sappiamo che entra perché io vedo del movimento in campo, non vorrei che si fosse ritirato. No, no, è classificato